L'alta pressione continua a interessarci. Una delle azioni di questa anticiclone è quello di spingere l'aria dall'alto verso il basso. Ecco, c'è una compressione che già di per sé ci dà un aumento di temperatura, l'aria si scalda. Se poi, come in questo periodo, si associa all'azione di un promontorio di origine africana che ci indirizza aria calda, ed ecco quindi l'ondata di calore che sta interessando veramente tutta l'Italia, da nord a sud, con temperature veramente straordinarie. Diciamo che questo fine settimana importante di Ferragosto ci sono pochi cambiamenti, anzi avremo il picco del caldo, nel senso che le temperature massime raggiungeranno e supereranno i 36 gradi, i valori minimi 23 e 24 gradi. Io ricordo comunque che queste temperature per convenzione internazionale sono prese in capannina, quindi all'ombra. Una persona che deve stare al sole o sta all'aperto naturalmente dovrà sopportare il disagio di temperature ben più alte, ma di molto, addirittura intorno ai 60 gradi. Per quanto riguarda il cielo sarà sereno, poco nuvoloso, ecco, durante le prime ore del mattino, perché poi abbiamo anche un'umidità molto alta, un tipo di tempo insomma opprimente che la dice tutta, però questa velatura passa veloce e poi durante il pomeriggio abbiamo un po' di attività cumuliforme. Ecco, dobbiamo dire la nota positiva è che da lunedì abbiamo un piccolo cambiamento, nel senso che una depressione addirittura sull'Europa orientale ci indirizzerà aria più instabile, più fresca, e questo tra lunedì notte e martedì nella prima parte darà vita a un sistema perturbato che potrà poi dare dei temporali, delle precipitazioni soprattutto sui rilievi orientali, ma indirettamente anche in pianura, quindi avremo un cambiamento del tempo in senso anche delle temperature. Poi per la prossima settimana infatti la situazione cambia, si attenua il promontorio africano, rimane l'anticiclone delle Azzorre, quindi avremo un tempo stabile ma con temperature tra virgolette più umane.